E cambiamo argomento e parliamo adesso del premio Giorgio Lago. È stato assegnato a Gianni Mura, grande firma del giornalismo sportivo di Repubblica. Sentiamolo ai nostri microfoni. È un premio importante per il nome che porta, perché Giorgio è stato un giornalista molto acuto e direi con una cifra stilistica molto sua, fatta di attenzione ma anche di discrezione, di rispetto, di buona educazione. Una volta c'erano anche dei giornalisti educati. Inviato giornalista sportivo, è ancora possibile farlo come una volta oppure è sempre più difficile? Non si può più farlo come una volta, io rimpiango naturalmente una volta. C'erano dei rapporti molto più ravvicinati con gli atleti, fossero calciatori, ciclisti, non importa, e lo sport soprattutto era una cosa molto più semplice e ad altezza d'uomo, era facile raccontarla, non aveva ancora la pelle segnata da tutto quello che è arrivato massicciamente dopo, e non parlo solo del doping, evidentemente parlo anche dell'importanza dei quattrini. Molto spesso il campione dello sport si sta avvicinando un pochino al divo. Continuano i nostri servizi per celebrare i